Bella una
Bella ragazzi, questa Buddha, ok, spero che mi sentiate, ditemi subito se mi sentite perché altrimenti devo già modificare qualcosa, no, ma dovreste sentirmi. Allora, ti prego togli sta canzone. No, questa canzone la sentirete anche più volte e cominciate a fare l'abitudine perché ogni volta che dovrò cambiare gioco ci sarà un intermezzo con questa canzoncina perché è molto comodo avere un minuto in cui non vedete quello che faccio io, ma vedete una canzone messa a caso. Ok, mi sentite? Ditemi sì o no. Così inizio a ringraziare, eccetera, eccetera. Se vedete Minecraft aperto è proprio perché useremo Minecraft all'inizio. Ok, sì, mi sentite? Perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio tutti quelli che ci sono e poi ringrazio tutti quanti, anche quelli che non stanno guardando in questo momento, che comunque hanno contribuito a raggiungere praticamente 6.000 iscritti, mancano non so 6, 5, 6 iscritti a 6.000 iscritti e comunque che mi hanno seguito durante tutto quest'anno e quindi hanno reso possibile tutta questa, tutto ciò che c'è attorno al canale di Sabuda, perché alla fine, mamma mia, mi arrivano i commenti tutti assieme. Vabbè. Dicevo, quindi tutto quello che, solo la tosse ovviamente, ha reso possibile la vita di Sabuda. Tutti voi, eccetera, eccetera. Allora, la qualità non sarà il massimo, ragazzi. Potrebbe laggare ogni tanto. La qualità non è il massimo semplicemente perché questo stesso programma è quello che ho usato l'altra volta su Twitch e la qualità era molto migliore. Ma non capisco perché qui fa così schifo. Comunque per i prossimi live sistemeremo, questa volta non ho avuto tempo, oggi è un giorno speciale, quindi accontentiamoci tutti quanti. Allora, l'altra volta avevo fatto un po' di hardcore con innanzitutto questo mondo lo eliminiamo. Avevo fatto un po' di hardcore su live streaming di Twitch. Allora, continuiamo un po' con quell'hardcore là. Vediamo dove eravamo arrivati. Ah sì, eravamo alla casetta. Spero che non laghi. Ehm, Potrebbe laggare un pochettino. Però all'inizio è normale. Molto migliore, sì, vabbè, era molto migliore nel senso che comunque era un po' meglio. Potrebbe laggare all'inizio più del normale. Ah, qua c'è ancora vetro che viene cagato dal mio coso. Allora, ogni tanto leggerò i commenti che si aggiornano comunque tutti alla cazzo di cane, quindi allora, vediamo un po' come eravamo messi. Abbiamo un'ascia che sta però morendo. Ehm, Aumenta la GUI così si vede meglio l'inventario. Va bene. Posizioni video. Facciamola gigante. Anche se io la odio, ma vabbè. Ok, così dovreste vedere l'inventario più grande. Va bene così. Anche se è enorme, veramente. Allora, in questa art... Allora, prima di tutto volevo dirvi che c'è da mangiare. Poi questi li smezziamo così. Facciamo tutti e due i pezzi. Così. Allora, vorrei... Ah, sta diventando notte. C'ho già il letto, quindi si potrebbe anche dormire. Vorrei prendere e andare in qualche grotta. Per ora non dovrebbe essere... Non dovrebbe laggare. Per ora. Però... una mucca. Ma ho una spada. Ecco, adesso la spacchiamo in due. Ok, morta la spada. Perfetto. Ok, dai, non sta laggando. Meglio così. Dopo magari possiamo provare. Dopo giocheremo un pochettino a Don't Starve. E anche a. Dormiamo. E anche a. Come si chiama? Allora. Come si chiama? Sarebbe zombie di coso. Vabbè. Stavo sbagliando tasti. Zombie di. Morta la spada, morta la mucca. Zombie di... Come si chiama quel gioco? Aiutatemi, Call of Duty Black Ops 2. Oh. E poi... Volevo provare anche a entrare in un server di Minecraft. Un server che riprende la mod di Arma 2, cioè DayZ, e War Z, che comunque invece è autonomo. Allora, voglio prendere... Allora, un po' da mangiare ce lo portiamo dietro. Questo facciamo così, lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qui. I bastoncini ce ne servono un po'. 1, 2, 3. Così facciamo i bastoncini.
che ci portiamo dietro la roccia. Questa sta finendo. Ma la Pudazza alla fine lo farà un video con te? Su Black Ops 2? Non lo so. La mia ragazza intendete. Sì, ho dai Rise. Perché non apri un server ai tuoi fans così giochiamo con te? Perché laggerebbe come maiali. Già rischia di laggare così la stream molto spesso. Figuratevi in quella maniera là. Allora, dobbiamo cercare una grotta. Oh, oh. Mm. Potrebbe essere già qua. Allora facciamo una cosa. Ogni tanto potrebbe laggare, soprattutto perché è l'inizio della stream. Ci tengo a precisarlo perché poi non voglio vedere mille commenti. Lagga, lagga, lagga. Raga, lo so che lagga, quindi no. Non... Puda per prendere l'oro su Don't Starve basta piccolare le luci grandi. Sì, ormai l'ho scoperto, dato che la serie che ho messo su Don't Starve risale un po' di tempo fa. Dopo giochiamo un pochettino a Don't Starve, dai, che ci divertiamo. L'altra volta ho fatto una partita intera finché non sono morto di Don't Starve nello streaming su Twitch. Ah, ecco cosa devo fare, le torce. Ce le ho? Ah, sì, ce le ho. Ora, qua c'è uno zombie. Ma la spada non ce l'ho, ovviamente. Allora finiamo questa. Ti picco con una pala di ferro. No, di pietra. Facciamo così, andiamo a farci una spada. Che altrimenti non va. Vediamo un po' di commenti. The Walking Dead. Puda fai un rifugio a forma di testa di pollo. Solo a me lagga. No, raga, lagga un po' a tutti. Soprattutto perché è l'inizio. Ripeto, quindi potrebbe laggare un pochettino. Abbiate un minimo di pazienza. Purtroppo in Italia le connessioni sono quello che sono, lo sapete, non è colpa... Cioè io ho 0,80 di upload. Oh, guarda! C'è uno scheletro con l'armatura incantata. Eccola là. Vai, mori, bella così, droppami l'armatura. Allora, per me raggiungere i 50 spettatori come siamo adesso, per me è già un miracolo, cioè nel senso siamo moltissimi. In live ricordatevi che i numeri sono sempre più da considerare più valorosi, cioè nel senso un video con 50 visualizzazioni è praticamente un video con scarsissimo successo. Bella grotta, non c'è un cazzo. Giusto per farvi vedere metto una lucetta e poi la tolgo per andare via. Allora, spero che smetta di laggare ogni tanto. Non è questione della crisi che in Italia lag, è questione che non muovono il culo a fare un sistema di connessioni migliore. Cioè, io non vedo l'ora di poter giocare, che ne so, a Battlefield o a Call of Duty o qualcosa del genere. ehm, In live, streamando e avendo lo stesso tipo 50 di ping. Veramente sarebbe un sogno. Perché veramente. Adesso facciamo veramente schifo. Lagga giocando a Minecraft. Cioè, immaginatevi il resto. Allora, questa live voglio farla durare, boh, non lo so. È iniziata alle 5 fino alle 7, penso possa andare bene. Sì, adesso non lagga più, lo so. Cioè, nel senso, lo vedo dalle notifiche di XSplit. Però comunque lagga lo stesso. Ah, opzioni, luminosità. Vediamo un po'. Mettiamola al massimo, così ci vedete tutto. Ok, adesso dobbiamo trovare il modo per salire, però. Ma facciamolo alla vecchia maniera, proprio... Ah, ma io c'ho ferro. Dato che qua non c'era una minca bollita, questa non è una caverna, questa è proprio una minca bollita. Facciamo così, andiamo via. E andiamo a casa e andiamo a cercarcene un'altra di caverna. E ora ha rilaggato un po', purtroppo. Che poi teoricamente c'è gente che streama con molta meno banda di upload, però non lagga un cazzo, io non so come fanno, vabbè. Vediamo un po'. Per ora, di accontentarci un po'. Allora, andiamo verso là a cercare un po' di roba. Tra quanto Call of Duty? E raga, Call of Duty online non lo faccio. Faccio al massimo soltanto zombie, però più avanti. Per ora facciamo un po' di hardcore, Minecraft.
Poi per staccare facciamo zombie di Call of Duty. E poi facciamo Don't Starve. Qua c'è un bel laghetto. Che palle tutti sti alberi in mezzo all'acquaglia però. Vediamo se da qua si vede qualcosa. Oh oh, quella montagna sembra ben scavata. Invece lì c'è un albero fatto con 1000 tronchi. Ops, mi sono fatto male. Allora, ma mi sono portato anche una mela? No. Mi sono portato un sacco di cagate completamente inutili. 2975. Qua speriamo che ci sia un po' di... come si chiama? Una mucca. Un po' di grotte. Queste cose qua. Allora, le mucche le rompiamo in tre. Ecco in tre, vedi? 2 pezzi di carne e un pezzo di pelle. Le abbiamo rotte in tre proprio. Qua qualcosa? Allora. Fra quando da Rise che mi ritorno quando lo fai? Ragazzi, non so precisamente il tempo. Se non vi piace Minecraft, boh, non lo so. Cioè, non mi piace dirvi chiudere. Oh! Non farlo mai, mai, mai più. Mangiamo. Dopo faccio zombie comunque. Poi non è neanche detto che farò Die Rise, anzi. Die Rise probabilmente no perché non ci ho mai giocato, non ci capirei un cazzo. Stavo pensando di fare Green Run che è anche meno pesante graficamente. Qua non troverò mai un cazzo, torniamo vicino a casa. 4 iscritti e sale a 6.000, sempre più vicini. Sì, tra l'altro a 6.000 c'è una sorpresa per tutti voi. Una sorpresa che piacerà sicuramente a tutti, anche se non so se possono usufruirne tutti quanti, diciamo. Una sorpresa che sto preparando da un po' di tempo, anche con qualche grafico, qualche mio amico che mi aiuta con qualche grafica. Questo cos'è? Il nulla. Guardate, oggi ho fatto una prova di streaming e non ha laggato nulla. Non ha laggato... Oh raga, vi dico, non ha droppato neanche un solo FPS in lag zombie di Call of Duty. Adesso sta laggando un pochettino, però dai, si stabilizzerà fra poco. Spero di non avere troppe cose aperte. Controllo un attimo. Facciamo così, che chiudo Steam. Così non ci rompiamo le scatole. Dato che era aperto. Poi tanto dopo dovremmo riaprirlo per Don't Starve. Ehm... Beh! C'è anche, raga, c'è anche Subiocchi a guardare la stream, eh. Salutate tutti Subiocchi e convincetelo a comprare GTA 4 che l'abbiamo trovata a 7 euro per fare qualche bella stream di GTA, no stream, scusatemi, video di GTA, che ci starebbe un botto, diteglielo. Aspettate che... Vediamo, leggiamo un po' di commenti, allora. Extreme Monster sì, è un amico che mi ha aiutato a fare delle grafiche. Ciao Subiocchi, bella Subiocchi. Puta, guarda che Amaci prende un 5% di banda. Ma io non c'ho aperto Amaci, se non sbaglio. Ah, sì che c'ho Amaci aperto. Grazie per avermi detto che c'ho Amaci aperto. Poi vabbè, vai, chiudo anche TS, tanto non ci sto. Questo che cos'è? Non era proprio l'idea? Vabbè, torna al gioco. Quello deve essere qualcosa che ho installato quando stavo installando i plugin per le stream. Ah, Pio che da molto c'è. Puda, perché non apri il server alla LAN e fai giocare anche il Piocco? Allora, in realtà l'avrei voluto invitare già prima, però ci sono due problemi. Uno, che se apro il server in LAN lagga di più probabilmente. Due, che magari facciamo una stream il giorno che il Piocco è venuto per la prima volta sul canale, in modo che così anche lui sarà fiero di aver compiuto un anno. E poi il fatto è che il Piocco ha il microfono a puttane, a quanto so, quindi probabilmente potreste non sentirlo. Il terzo fattore è che questo è un hardcore, quindi non si può giocare in più di uno.
Se sentite casino da fuori dalla porta è perché c'è gente. Ma quanti cacchio di maiali ci sono? Uccidiamo tutti i maiali, così abbiamo le scorte per Kentannoso. Per chiunque... però... Voglio trovare una palude tipo la strega. Ehi, vieni qua. Ci prendiamo un bel po' di maialini, poi questi li lasciamo qua per riprodursi. Continua a droppare un po' che... Sono malato... Ah, e poi il Piocco è anche malato, quindi a quanto ha appena detto, quindi non potrebbe neanche oggi. Quindi il quarto motivo anche. Miss Ever and... MS Ever and Ever... se glielo regali tu al Piocco GTA, siamo tutti contenti. Però sarei offeso io perché così, cos'è? Facciamo favoritismi, eh? Al Piocco sì, a me niente. No, scherzando ovviamente. Poi... Ah, bella! Abbiamo trovato qualcosa qui. Vediamo un po'. Oh, bella ragazzi, abbiamo trovato finalmente una bellissima grotta. Quindi iniziamo da qua a scavare tutta sta merdata. Allora, meno 3 iscritti a 6k. Raga, cos'è? Il conto alla rovescia di Capodanno questo. Lag. Raga, se lagga ve l'ho detto, non lamentatevi perché non è colpa mia. Colpa della connessione, in Italia è così. La mia connessione non è neanche male, però quello che è ci dobbiamo beccare. Quindi il Piocco è malato, poverino. Deppi chiedere di sta minca arribbia. Oh cazzo! Io guardando i commenti non farlo più. No, c'è anche un altro. No! Se mi uccide mi incazzo. Allora, basta. Non mi devi attaccare. Oh. No, un altro pure. Che cazzo è? L'orgia stavano facendo questi. Basta. C'era un altro. Ci deve essere uno spawner, raga. Andiamo a recuperare un po' di vita. Meno 2 iscritti. Cosa stai? Vi state creando bot per farmi... Vieni qua, vieni qua. Olè, non mi colpirai neanche una volta, invece sì. Allora, mettiamo in pausa un secondo e leggere i due commenti. Subiocchi, comprati questo GTA. Yep, dai, ti regalo tipo la limite di Assassin's Creed 3 o quella di Black Ops 2. Oppure ti regalo Crysis 3. Guarda, quello che vuoi a me va bene. No, scherzando, ovviamente. Non chiederei mai... Cioè, non farei mai una cosa del genere. Poi, se so di un sacco di gente che regala qualcosa ai propri beniamini, però, cioè, io non è che vado a chiedere qualcosa a qualcuno. Scherziamo? Beh, a parte che non ho bisogno. Ci fai un tutorial su come fare il tuo urletto alla cazzo? Quale urletto? Io non ne faccio urletti, io non sono una femminuccia. Io non sono... Non pensavo ci fosse un altro scheletro, stavo già... Allora, finiamo... Eccola là, c'è il creeper. Vieni che mi serve la tua polvere da sparo. Bella così. Due me ne ha dato. Però è proprio piena di merda questa grotta, eh. Vabbè, facciamo con ordine. Vabbè, no, se vuoi regalami direttamente un Boeing. Ah, se sei così ricco fai un regalo a ognuno dei miei iscritti. Meno 3 iscritti, ne avevo perso uno. Potresti provare a chiedere a Dukepool qualche consiglio per qualche stream. Sì, l'ho già fatto. Mi ha detto che la banda non è il massimo, però non è comunque male. E comunque ha detto che faremo altri streaming assieme. Quindi state sintonizzati perché te lo prenderai GTA 5 sicuramente. Sì, sì, sicuramente. Anche perché io GTA 4 l'avevo per la PlayStation e l'avevo preso per giocare così e poi l'avevo rivenduto. Ehm, Considerato che c'ho il canale, adesso GTA 5 è d'obbligo prenderselo. Io prendo tutto il carbone, tanto poi le torce ci servono.
Si è sentito il rumore di maialozzo, ma probabilmente è fuori. Ah, tra l'altro oggi io compio un anno su YouTube, ma è anche il compleanno della madre della mia ragazza, quindi tanti auguri. Ci tengo a dirlo perché probabilmente la mia ragazza non mi starà guardando perché sta preparando roba per il compleanno, quindi cioè, ci tengo a dirlo, poi non me ne frega, cioè non è che non me ne frega niente, però non è indispensabile, però era per dire qualcosa. Meno uno! Dai raga, con meno un iscritto facciamo 6.000 iscritti. A me da Wabibine Yusia. Qual è il mio gioco preferito? I miei giochi preferiti sono la serie di Assassin's Creed e quella di Dragon Age. Regalami Code 4, Miss Ever, dice quello il ragazzo. Ok, let's try. Lo so, è palloso vedermi scavare, però per la prima, cioè per il primo periodo di gameplay è così, poi quando magari troviamo diamonds o cose del genere. Vediamo un po'. Due commenti. Come si chiama la madre della tua ragazza? Non si dice, a parte che non lo so. Cose del genere. Cosa è successo? No, aspetta, mi è partito il... Tra l'altro voglio scoprire se nella mia zona c'è la 100 mega di Fastweb. Non ne sono sicuro al 100%, però potrebbe esserci. Se ce la prenderò. Comunque forse ma... ragazzi, quando arriviamo a 6.000 ditemelo, vai, così non state 3 ore a scrivere meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, meno 6, meno 7, meno 8. Ok, perfetto. Stavo dimenticando. Ho sentito il rumore di un altro scheletro, tra l'altro. Ah, lì c'è un pipistrello. Allora, la cosa peggiore di YouTube è che a un certo punto arrivano tutti i commenti tutti di botto, al posto di... al posto di arrivare normali. Vabbè, pazienza. Comunque siamo più o meno sempre sui 50 spettatori, cosa che a me va di lusso. Ok, qua non c'è niente. E allora facciamo una cosa bellina, guarda, eh. C'è un ragno. Si sente il rumore di fap fap, quindi c'è un ragno. Facciamo una cosa bella bella. Muriamo qua, che tanto non ci serve. Ok. Qua ci facciamo una stradina però. Altrimenti ci cadiamo sotto. Mi puoi dire le componenti del tuo PC? Saputo a frocio, grazie. Meno 4 diminuiscono. Lo so, raga. Gli iscritti diminuiscono sempre, ogni giorno. Infatti quando io faccio qualcosa come 30 iscritti al giorno, magari sono diminuiti anche di una decina. E quindi dico, ah vabbè, oggi ho fatto 40 iscritti. Allora sono contento perché a questo punto vuol dire che stanno salendo. Tra l'altro c'è già un dislike. Salutiamo anche l'hater che ci sta guardando, sicuramente sta rosicando. Eh, vabbè, qua c'è del ferro. Mettiamo una torch. Ok, adesso mi sa che non sta più laggando da un bel po'. Cioè ogni tanto tira il laggone, eh. Però vabbè, l'importante è che sia vivibile la situazione. Sto rumore allucinante di questo... ehm, come si chiama? Ragno? Scusate, l'ho concentrato un attimo. Anche qua non c'è una figa. Allora, qua sicuramente ci sarà qualcosa. Vediamo un po'. C'è un fottio. E qua? Vediamo un po'. Io intanto leggo e rispondo ai vostri comments. Che qua non c'è un cazzo. Possiamo murare anche qua. Ok. Intanto ci prendiamo il carbone. Allora. Ciao Eddie, un pollo. 5.999 iscritti, ma Dio buono.
Simic sei un... Ah, c'è Simic, e lui later. Lol, non ci credo, manco morto, poi sei lui, pazienza. Io continuerò ad amarlo per tutta la vita. Tra l'altro ha ricominciato a fare video, quindi non dimenticatevi assolutamente di passare dal canale di Simic, anche perché l'ultimo video che ha fatto è un live su Halo, che non è un gioco trattato da moltissimi, un gioco così tanto famoso, però pochi fanno i video su Halo. E soprattutto in webcam, finalmente il Simic ha deciso di... non di farsi vedere, perché comunque l'abbiamo già visto molte volte, però... Oh, siamo arrivati a 6.000, tanto scendono, raga, quindi... Quando saremo a 6.010 più o meno potremo essere tranquilli di aver fatto 6.000. Comunque, auguri anche per i 6.000 iscritti. Dicevo, passate da Simic, perché ha iniziato a usare la webcam nei video, non so se lo farà in tutti o meno, però comunque il suo ultimo video è una figata. Soprattutto, allora, per me è stata una figata che non seguo Halo, cioè non ho l'Xbox, oh merda. Non ho l'Xbox, quindi non posso sapere... quanti cazzo siete? No, l'Xbox quindi non conosco Halo, cioè nel senso, a me mi ha incuriosito... qua c'è un casino di roba però. A me ha incuriosito per quello. Mentre... qua c'è anche una uscita. Vediamo un attimo cosa c'è qua fuori. Che minimo è quel... Oh, che cazzo? Non scherziamo, mi stanno uccidendo. Perché il ragno mi ha attaccato? Creeper, che cazzo stai facendo? Ok. C'è un altro scheletro, non è possibile, mangia in fretta. Allora, noi siamo arrivati da qua. Ok, vediamo un po'. Recuperiamo un po' di vita. Ok. Ora... vabbè, raga. Ve l'ho detto, non vi conviene stare lì a guardare ogni 2 secondi quanto sono. Cioè, io guardo... Cioè, io guardo abbastanza spesso. Ma tu perché mi attacchi se è giorno? Dammi il tuo filo. C'è un altro scheletro. Non è possibile. Ah, però stavo guardando qua sopra che non c'era una pilla, giusto? Ah, giusto, prendiamo questo carbone. Lì ci sono due creeper che stanno facendo all'amore. Allora, stavo dicendo qualcosa. Aspettate un attimo, metto in pausa per leggere qualche commento. Se magari si aggiorna. Hai un mostro vicino. Vabbè, chissà quando me l'hai scritto. Ami il tuo hater, figo, lui ti odia e tu lo ami. Ma io non penso che sia, cioè che lui sia veramente l'hater, cioè non penso che... Vediamo se veramente siamo arrivati a 6k, adesso controllo. Sto morendo. 6001. Odissea nello spazio. Non ti sento più. Impossibile. Bla bla. Ok, sì, dovresti sentirmi. E tra l'altro non sta più laggando, quindi raga, approfittiamone. Lì c'è ancora carbone, puttana Eva. Carbone non finisce mai, però facciamo un po' di esperienza prendendolo, quindi è sempre meglio prenderlo. Allora, qua mettiamo una torch. Ehi! Ok, non sta laggando più. Vieni anche tu. Facciamo le rime. Merda! Allora, voglio vedere. Ehi, che cazzo c'è l'orgione là? Funghi. Merda. Polvere di creeper. Qua nulla. Ci tocca andare là per forza. E tu devi smetterla di attaccarmi in questo modo. Guardate che sto morendo per colpa di questo qui. Un altro creeper. Miseria, oh. Ora che l'hai detto lagga di più. Raga, no, non sta laggando perché c'ho il... No!
come si chiama, il responso di XSplit. Ica, ora che ho detto, domani metti il video speciale. Non c'è il video speciale, c'è una sorpresa, ma non c'è il video speciale. Sì, farò un video, però per spiegarvi un po'. Ma qua si usciva, giusto? Eccola là. Quanti spawner ci saranno qua intorno? Vai, esplodi, pezzo di merda. Allora, qua giù non c'era niente, quindi è inutile andarci. Andiamo verso là. Teoricamente... C'è un zombie villano. E mi toglie la torcia. Non devi togliermi la torcia. Nemmeno tu. Oh, bravo. Ci sarà ancora... Minchia, è pieno di merda lì. Però grazie, mi ha fatto scoprire un po' di ferro. Che cazzo prendi i miei cubetti? Dammelo a me. Vediamo un po' di commenti se ci sono. Lagga. Sì, adesso ha laggato un po', peccato. Ok, non devo dirlo, non devo più guardare quella cosa. Puta fight don't starve, Minecraft è noioso. Adesso facciamo una cosa, torno a casa, appoggio le cose e vi faccio vedere una particolare cosa di Minecraft. Lagga il video ma non l'audio, vabbè, quello è normale. Ma noi da dove eravamo entrati? Ok, eravamo entrati proprio da là. Qua. Ci hanno rovinato il passaggio, però. Che però non è vero che Minecraft è noioso, Minecraft è divertente. È bellissimo. Illuminiamoci un po' la via, va? Allora, raga, abituatevi a Minecraft Hardcore in live, perché questa streaming avevo intenzione di farla, cioè questa hardcore avevo intenzione di farla tutta in streaming. Cazzo, mo? Dove eravamo arrivati? Da lì, penso. No, da lì. Sì, da lì. Cioè, questa hardcore volevo dedicarla alla stream. Saputo è vero che ti sei candidato come nuovo papa? No, in realtà mi sono candidato come nuovo presidente Dai, dove Cristo eravamo? Non era qua. Voglio ritrovare la casa. Appena ritrovo la casa possiamo chiudere questa modalità di Minecraft. Facciamo un'altra cosa sempre su Minecraft. La cosa brutta è che sta piovendo, quindi potrebbero esserci zomboidi e cose del genere da un momento all'altro. Saputo perché non fai un Hunger Games? Perché ho paura che laghi, però adesso faccio una cosa simile, dai. Comunque adesso facciamo una cosa, dato che... Bello. Proprio qua mi devo mettere. Allora, facciamo una cosa. Mi serve capire dove porco 2 era la casa. Quindi, olè. Vediamo se arrivano un po' di commenti intanto. Allora, io sto cercando la casa, ma non la vedo assolutamente. Deve essere verso là. Ok. Intanto che scendo, calcolo. Fatti una bussola. Perché cosa serve la bussola? A parte che per fare la bussola ci vuole un casino. La casa era vicino a casa tua. Dai. Vediamo se la troviamo. Qua c'è un'altra grotta. Cazzo, stiamo morendo di fame.
La voglio trovare perché eravamo pieni di roba. Però non era qua. Ma lì c'è giungla. No, no, non è qui, raga. Dove... Cioè, perché mi son perso? Perché il nome Sapuda? Perché significa la gallina mi fa ridere. Un giorno avevo un titolo su MV2 dove c'era rappresentata una gallina e allora ho deciso di mettermi questo nome qua. Mi sa che devi farti un'altra casa. No, no, raga, andiamo a cercarla perché era qua vicino e soprattutto c'era roba. Fai una partita a COD 4. No, ho già provato prima a provare a vedere come andava con una stream, ma laggava troppo. Però noi non avevamo superato di fiume, quindi andiamo. Comunque bello The Walking Dead. L'ho visto. Ho visto che è la serie che vi piace di più. Ehm... Ho visto che è la serie che vi piace di più e mi chiedete ogni 2 secondi quando è la prossima puntata. Cioè siete proprio abbramiti di quella serie là. Guarda, non preoccupatevi che dovrebbero essere in tutto, comprese quelle già uscite, una quarantina di puntate, anzi una cinquantina. Quindi non... Sì, però adesso c'è una cosa. Io non troverò più quella cazzo di grotta. Nella casa, nella grotta. Non è che era lì su, probabile. Andiamo a vedere. Sarà il nuovo Bersani, sarà il nuovo bersaglio. Oh, vediamo, vediamo, vediamo. Sono sicuro che ci siamo quasi. Qua c'erano tanti maialini. Questo l'avevamo già visto. Sì, raga, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Ci fai un'imitazione di Mosconi? No. Dovremmo esserci. Anche se non c'erano così tanti alberi mulati, però. Dai, voglio la cazzo di casa. Questo me lo ricordo. Ma c'è un altro zombie. Ragno. Scheletro, raga, siamo nella merda più totale. Ci serve la casa? Dov'è? Johnny? Un altro scheletro. Un giorno svelerai il tuo nome vero. Lo sanno tutti il mio nome vero, raga. Cioè, basta un minimo di... Cioè, se avete visto tutti i miei video lo sapete già. Se avete frugato un pochettino su Facebook, lo stesso. Nel profilo privato ho anche qualche mio fan come amico. Vabbè, salve e torna al menu principale, leggiamo 2 commenti. Sì, poi li prendo i cani che ce li ho vicini, però voglio trovare la casa prima. Battlefield no, non si può fare, raga, perché... Cioè ce l'ho ma non si può fare perché lagherebbe troppo. Qual è la prossima Quando è la prossima puntata? LOL, domani. Penso, non l'ho ancora renderizzata. Allora, volevo far vedere una cosa. Praticamente, conoscete DayZ, Warzy e quei giochi là? Ecco, praticamente c'è questa mod di Minecraft, questi server particolari, dove praticamente funziona nello stesso modo. È come se fosse DayZ Ah, o Warzy, praticamente. Eh, Zombie in singolo lo faccio dopo, raga. Aspettate un secondo. Ok, stavo rispondendo a un messaggio. Adesso entriamo in questo server che vi faccio vedere un po'. Ok, magari...
Ai! Ma che cazzo sta succedendo? Disconnetti e riconnettiti, perché stavi uscendo di testa. Ok, perfetto. Allora, praticamente questo qua dove c'è lo zombie gigante, si può entrare in un server dove si fa... Ok, entriamo qua. Dove... ciao Esma. Dove si fa una specie di sopravvivenza contro zombie e contro gente. Allora, praticamente io scrivo spawn minez e sbaglio ovviamente perché è minez spawn e mi teletrasporta automaticamente nel mondo. Adesso laggerà un pochino perché guardate quanti player ci sono. È multiplayer. Mi sa che non posso rompere un cazzo però. Sa di no. No, infatti. Ehm... Come avete saputo quest'anno su YouTube. Molto bello, già ho saputo, sono no no IP del server. Raga, poi non lo so come darvi l'IP del server. Praticamente dovete scrivere mine, cioè come Minecraft, su internet e aprite il primo, risultato che vi dà Google e vi potete iscrivere al sito. Oh, qua c'è una fortezza e anche una casa. Vi potete iscrivere al sito. Iscrivendovi al sito avrete accesso a questo tipo di... come si chiamano? Di giochi. Che praticamente è una sopravvivenza contro persone e zombie. Un po' come funzionano le Hunger Games, però ci sono anche gli zombie. Non c'è assolutamente un cazzo dentro questa casetta. Spero che non laghi molto, ora non dovrebbe essere troppo lag. Allora, qua si può entrare, ma c'ho il terrore di entrare perché ci sarà sicuramente persone che mi picchiano. Sicuramente. E poi ho visto uno zombie. Allora, welcome to Romero. Romero. Ecco uno zombie. Vabbè, io lo ammazzo, tanto è da solo. Cazzo, merda. Merda, sono un sacco, altro che da solo. No! Ok, sono morto. Ragazzi, guardate quanti zombie c'ho dietro. La gran mazzi adesso. Ok, devo entrare su dentro Romero e cercarmi una fortificazione. Ho il terrore. Sì, lagga un po'. Sì, bisogna essere premium. Però, raga, boh, io vi consiglio di comprarvelo Minecraft. Alla fine è un gioco dalle 1000 possibilità. Lì c'è del fuoco, vediamo un po'. C'è anche una persona. Aiutami. Anzi, lo uccidiamo, vai. No, che cazzo scappi? Aiutami, troione. No! Mi stanno uccidendo gli zombie. Sto per morire. Nella cascata. Vai che non ci prendono qua. Vai che nell'acqua riusciamo a batterli, raga. No, ci arrivano, ci arrivano. Sono troppi. Bella, ne ho ucciso uno. Aiuto, raga. Sì, lo so che lagga ora perché è un server di 1000 persone, però... Vi prego, perdonatemi, ma sto morendo come non so cosa. Aiutami. Aiutami. Ok. Aspetta, questo li scriviamo. Coco Craft Help. Vediamo se ci aiuta. Lag. No, non è uno spreco 20 euro. Aspetta che li scrivo a questo qua. Non è uno spreco 20 euro per Minecraft, anzi. Perché... perché Minecraft è un gioco che si aggiorna sempre. Un gioco dalle 1000 possibilità. E si ha un sacco di... si hanno sempre novità. Si ha sempre la possibilità di fare qualcosa di nuovo. È sempre aggiornato. Ci sono 1000 mod, quindi puoi giocare, non so, esiste la mod di paintball per Minecraft.
Esiste la mod di tipo DayZ. Questo qua, questo qua secondo me mi pugnala alle spalle appena nella prima occasione. Esiste la mod di DayZ, tipo questa qua che sto giocando. Esistono le Hunger Games. 20 euro è uno spreco. Cioè, per giochi di merda. Minecraft non è un gioco di merda. Minecraft è un gioco che ti dà tutto quanto. Vediamo. Minecraft è un gioco che ti dà tutto quanto, raga. Quindi, boh, per me non è assolutamente uno spreco. Io ho un cuore e mezzo. Oh, qua c'è un buchetto per entrare in città, bella. Attento che c'è uno zombie, fratello. Piano. Ci sono altre due persone. Ok, qua c'è una chest, ovviamente la roba è mia. Perché, una bottiglia d'acqua, non so cosa faccia, ma la voglio. No? Gli ho detto di cercare nella chest perché potrebbe essere roba per lui. Io mi prendo ovviamente la roba da mangiare, lui si fotte. Ovviamente, cioè, devo pensare al mio. Aspetta che vi faccio vedere che l'ho lasciato questa chest per lui. Occhio, 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 c'è lo zombie, c'è lo zombie. Questo mi colpisce, sono fritto. Eccola là, sono morto. Sono nel server ma non so su che cartello hai cliccato. Avevo cliccato Europa 2. Non si può griffare. Sapu da tete o culo? Culo. Questa domanda me l'avete già fatta in un live. Allora, chi vuole venire nel server, venga tranquillamente. E andiamo su Europa 3. EU 3. Ci siete? Qualcuno c'è? Ditemelo se ci siete, se volete venire. Spiegate c'è qualcuno che è stato segnalato come spam. Continuare con la Sunday Community. No, raga, è finita un sacco di tempo fa e siccome non serviva troppo, allora abbiamo deciso di smetterla. Purtroppo andava bene, però. Vediamo. Facci vedere la skin, ok. Allora, la skin è questa. Intanto che voi vedete la skin, io. Vabbè, non si può vedere la skin mentre che leggo i commenti. Cazzo, ho aperto per sbaglio il profilo di Dragon Wolf. Perché stavo leggendo i commenti. Allora, sono Dragon Wolf, tu hai detto che sei nel server ma non sai su che cartello hai cliccato. Ho cliccato. Vieni su Europa 2. Vai che ci facciamo una partitina. Europa 2. Sì, raga, bisogna essere premium per giocare. Penso che bisogna essere premium per giocare in questo server. Ma se non sbaglio, forse si può giocare anche senza essere premium, non ne sono sicuro. Però bisogna andare nel loro sito e iscriversi. Questo ne sono sicuro. Una volta che ci si iscrive nel loro sito, ti danno il modo per attivare l'account. E l'IP è variabile, dovete andare nel loro sito per prenderlo. Perché c'è l'IP ce ne sono 1000 IP, però riportano tutti nella stessa lobby. Dalla lobby schiacci su un cartello e scegli dove andare. Ok, siamo di nuovo nel mondo. Ma guardate questo mondo com'è. Si potrà prendere l'erba, no? Guardate questo mondo. Questo mondo è veramente tetro a livello. Cioè, guardate i colori, madò. No, tu dovevi entrare in EU1. Dalla lista dei server che ti dà il sito, dovevi andare su EU1. Una volta andato su EU1, dentro il gioco prendevi EU3. Però non c'è un cazzo in questo server. Però non capisco perché c'è una bottiglia d'acqua, non serve a niente. Cioè, manco potessi fare pozioni, non so. Sì, ok, è premium dalla regia. Raga, allora, Slender.
Amnesia, eccetera, li farò in altri streaming. Tanto non è l'unica streaming che faccio, che farò. Anzi, quindi potete stare tranquilli. Comunque ha smesso di laggare da quando i miei genitori sono usciti e hanno spento il loro computer. Comunque d'ora in poi le stream le farò di sera. Oggi non l'ho fatta di sera solo perché è il compleanno della ragazza di mia madre. Eh sì, ma che cazzo sto dicendo? Il compleanno della ragazza di mia madre. Vabbè. Il compleanno della madre della mia ragazza e quindi lei di sera non ci sarebbe potuta essere. Ma comunque non c'è lo stesso adesso, quindi non cambia un cazzo assolutamente. La barra del livello è la 7. Ah! Ma sei sicuro? C'è una costruzione là. Andiamo. Che gioco da demente. Ma non è vero, raga, non è un gioco da demente. Adesso finisco questo e faccio una zombie. Su COD. Raga, non prendete tutto... Tutti criticano Minecraft, lo dovete criticare. Cioè, insomma, Minecraft è veramente bello come gioco. Fidatevi di me. Oh, qua c'è una cesta sospesa per aria. Poi bisogna far piano. Perché ci sono zombie. Ma c'è qualcuno? Avete sentito? Vai, muori, 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 muori! Raga, raga, lo uccidiamo, ce la facciamo. Ce la facciamo. Che cazzo mi tira? Cosa fai? Cosa fai? Muori? Muori? Dai! Non muore! Dai, che ti è esploso il cappello! Muori! Sì! Johnny! C'è uno zombie di merda. Mi vuole sfondare la porta. No. Allora, noi potremo mangiare un pochettino. Cazzo, mi sono avvelenato. Battlefield 3. Saputo una volta fare un raduno su Battlefield 3. Sì. A volte il tuo personaggio entrato dirà che avrà 7. È arrivato e inizia a perdere vita. Si compra anche in negozio Minecraft? Penso di sì. Vediamo un po'. Questo qua c'aveva un'armatura. C'aveva il latte. Quindi mi posso deavvelenare direttamente. No, però lo uso dopo nel caso. Cesoie. Ma non è che c'è un passaggio segreto qua. No. Vai, venite, 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 venite che qua sono chiuso e vi posso ammazzare. Se può buccare chi dentro? Come direbbe il nostro Montesi. Mica lagga come i cazzi duri qui. Bene raga, abbiamo mietuto la nostra prima vittima. Oh, qua si può craftare. Cosa possiamo craftare? Un cazzo di cane proprio. Poverino però, mi dispiace per quello che ho ucciso. I'm sorry, guy. Ma io posso prendere... No, che cazzo, ma che senso ha? You need a wood hoe. Ah, ho bisogno di una zappa di legno per prendere il mamma. Allora, non posso mettere in pausa qua. EUMines.net dovrebbe essere l'IP. Sì, però quello è l'IP per attivare le cose, non l'IP per giocare, è diverso. Per giocare poi devi andare sul sito. Non ci sono chest. Questo tipo di server lo proporrò anche a Dukepool, perché sono veramente bellini. Cazzo! Mai, non farlo più. Non farlo più. No, mi è morta la spada. Dammi questa. Pezzenti. Cazzo, sto morendo. Devo recuperare vita, devo mangiare. Qualcuno sa come trovare Minecraft a meno prezzo? Allora, raga, su internet si può trovare Minecraft come sotto forma di key, a meno prezzo, diciamo. Però non puoi avere il nome che vuoi tu. In quel modo là, avrai il nome che ti dice il tipo. Sono sul sito, mi sono confermato, non ho bisogno del premium LOL. IP in cui stai? L'IP è Europa 1. Se non c'è bisogno del premium, boh, non lo so. Non condivido molto la scelta, allora, però vabbè. Questa cosa non si può salire, no, è solo un mulino.
Vabbè, ce ne possiamo anche andare da qua. Noi siamo arrivati da lì, andiamocene da qua. No, c'è una cesta sospesa lì. Oh, ma la 7... La vita non si rigenera. C'è uno zomba. Non colpirmi. È che un po' lagga. Quindi mi colpisce. No, sto morendo, raga. Un altro colpo e sono morta. Dato che sono una gallinaccia. Ok. Ma io non so che cazzo... Come... Raga, qualcuno di voi che ha mai giocato in questo server sa come si recupera la vita? Magari col latte. No. No, raga, non ne conosco siti dove vendono key di Minecraft. O meglio, sì, ne conosco, ma sono tutte finite. Se mi colpisce sono morto, eh. Tecnica dell'aggiramento della puda felina. Mamma! Mamma! Ma... Non si può prendere. Cosa mi dice? Un cazzo mi dice. Usa la carta. Cosa vuol dire? No, aspetta. You should patch me up until I get some more power. No, ma veramente? Dai, ragazzi, cioè con la carta mi curo un negonda. Comunque uno dei prossimi live ci sarà anche... Puda viene allo spawn, raga, non c'è lo spawn qui. Ti spawn in un punto a caso della mappa, ma ci sono anche le coordinate, sì, quindi uno poi magari si incontra. E poi dipende dal server, un giorno ci organizziamo meglio, dai. O meglio, se riuscite a entrare nel server, scrivete ciao Puda, ci sei? Se io lo vedo qua sotto nella chat, allora vuol dire che ci siamo incontrati. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Su Zombie potremmo unirci a te? No, raga, la faccio in singolo perché sennò lagga troppo. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Basta. Oh, c'è solo forestalla qui però, eh. Per la vita usa la carta. Ma mi sai spiegare perché? Ah, è una benda, per quello. Sanguinavo. Ma cosa ho nell'inventario? Carne merdosa. Puta ci sono ma non so dove andare. Slogan rientra, no vabbè raga. Finisco questa partita e poi faccio qualcos'altro. No dai, ho trovato di nuovo il mare. Andiamo verso là. Fare un gioco particolare. Però bisogna vedere se riesco a farlo. Perché l'altra volta quando l'ho provato laggava veramente come il porco d'oio. Se non sapete cos'è il porco d'oio, chiedetelo a Germano Mosconi. Ma non c'è un modo per stabilire dei punti. Allora, Dragon Wolf, tu che... Lupo Dragone, tu che conosci bene questi giochi, dato che mi è parso che ne sai già, c'è un modo per fare punti, spenderli e comprare cosa? E io ho fatto EU3. Le cesoie a che servono? Le cesoie teoricamente dovrebbero servire a prendere questo. Ma non me lo fa prendere. Mi dice glitching block you get banned. You can... No, can get you banned. Potrebbe farti bannare. C'è la texture di questo server che ti fa capire meglio il gioco. Che cazzo vuol dire? Ah, ho capito. Mi dici il nome? Così magari la metto. Mi davo un culo. Però se non trovo un cazzo di nulla. Probabilmente io sono ai margini del mondo, invece devo andare al centro. Fai Don't Starve dopo COD, sì, chiaro. Don't Starve lo faccio. Oppure Don't Starve lo faccio alla fine. Facciamo una cosa, faccio COD.
Ah, c'è Giulia che è passata a darmi un saluto, ciao anche a te. La vita come si recupera? Clicco sul cartello e mi riporta allo spawn. Ah sì, perché ti dice che probabilmente devi aspettare un timer. E una volta che aspetti quel timer là, puoi entrare in un server. Raga, leggetevi le regole dal sito, perché io già non ci ho capito un cazzo da solo. Figurati se devo spiegarlo a voi. Che non, cioè, non si capirebbe una ciappa ciappa di nulla, come direbbe Johnny Cristo. Raga, non posso neanche più correre. Questo cosa mi serve? Color rim. Vabbè, io vado dritto, poi qualcosa troverò. Anzi, controlliamo un attimo. No, 47 spettatori, dai, ancora va bene. Sono proprio contento. Allora, Frostclaw 29, se continui a chiedere se continuerò la Sunday Community, dato che ti ho già risposto. Ah no, non me lo stai chiedendo più, allora non si è aggiornata la chat. Il live dove stare lo fai di sicuro, sì, anche se non interessa a nessuno io vado a saccheggiarmi la cucina. Bella, buon pranzo. Appena trovo il nome te lo dico, ok. Allora. Magari comunque facendo le live, eccetera, eccetera, eh, la gente inizierà a venire di più nella live. A nord trovi zombie giganti che mi danno potenziamenti. Dove Cristo è il nord? Come vado? Come faccio a vedere qual è il nord? Vabbè, io proseguo per questa strada. Per la strada, papam, morirò, ho di fame, Dio caro. Non mi ha neanche dato. Raga, là sopra potrebbe esserci qualche cosa. Io l'ho appena comprato Minecraft solo per te, da grande. Guarda, cioè, non direi solo per me, perché tanto alla fine Minecraft è un gran gioco e secondo me ne vale la pena comprarlo. C'è uno zombie bloccato là. Secondo me ne vale la pena comprarlo, veramente, perché Minecraft è un gran gioco. Sempre aggiornato, ci lavorano sempre, ascoltano Ma per la strada non era non era quello. Come si chiamava l'altro canale? Sardo. Non era Videolina, l'altro come si chiamava? Non mi viene. Boh, comunque non era Videolina per la strada. Cosa sta succedendo? Ah, sto morendo di fame. Gioco di merda, vabbè raga, se non vi piace chiudete lo stream. Intanto noi che abbiamo trovato un bel dungeon. Mamma, una spada di ferro, un neonda. Ma se io faccio così mi si ripara, no? Bella. Qui sarà pieno di cose. Sardegna 1, giusto? Lo fare The Walking Dead. Cosa vuol dire? Dopo questa puntata qua non vedrò più gli zombie di Minecraft nello stesso modo in cui li ho sempre visti. Anzi, mi cagherò in mano ogni volta. C'è una chest lì. E ce n'è una anche là, bella.
Allora scendiamo di un piano prima. C'era uno anche qua. Un capellino. Lag bestiale. C'è uno zombie, però. Ci sono più zombie. Ma se io passo accucciato, mi vede. Forse no. Cazzo, sempre i capelli mi danno. Non mi ha visto, porca troia. Non posso neanche correre, ho due cuori. Poi Puda la guardi la po', la fanno sciodare. A volte sì, a volte no. Mi piace molto il sindaco di Scrafingio, mi piaceva Jacopo Kulin. Un'accetta, buttana Eva. Magari posso prendere un tronco dell'innazza con l'accetta. E questo se lo mangio cosa succede? No, cosa vuol dire 14 secondi until... No, non voglio logare. Non voglio slogare, no! Ah, ok, mi ha detto cancella il logout. Grazie al movimento. Merda, mi sono fatto male. È come The Walking Dead, se fai rumore mi coda una manetta. Mamma, raga. Cioè, sapete che cosa faccio adesso? Al posto di morire, vado a cercare di prendermi quella chest là, che è l'ultima. E faccio il save quit con questa. Così scopriamo anche che cazzo è. Allora, 15 secondi until safe logout. Penso che mi salvi. Allora, ormai sono diventato buddista. Ci fai... Ah, Roberta! Su che server sei? EU3. Sì, raga, ma ora sto scendendo e andiamo a farci una bella zombie su Black Ops. Saputo number one, viva i polli. Comunque ci tengo ancora a ringraziarvi per aver partecipato a questa... cioè per continuare a partecipare a questa... Allora, la barra sotto il numero di livello e il rumore che fai. Madonna, ma davvero così figo? Allora io ho fatto logout. Quando rientro magari ho ancora quelle cose. Comunque raga, adesso cambio gioco. Preparo tutto quanto. Ehm... Preparo tutto nel mentre, aspettate un secondo solo, perché leggo un po' di commenti intanto. Allora. Ok, disattivo un secondo Minecraft. Sto mettendo un'altra cosa ovviamente. Ok. Ci sentiamo tra poco ragazzi.
Bene, bene, dovreste sentirmi. Ok. Allora, ci siete? Siete tutti? Vediamo un po'. Appena mi date attenzione. Bene, bene, dovreste sentire. Appena mi date un segno di vita. La canzone si chiama Caramel Dancen. La scrivo in chat. Caramel Dancen. Allora, vediamo un po'. Dovreste vedere la schermata zomba. Saputo vi stocco un diolisi. Domanda da Subiocchi in diolisi vi stocco. Saputo ha preparato queste evenienze. Domanda musicale, che ne pensi dei Metallica? Mi piacciono molto. Molto molto. Sto morendo di tosse. Zombie, ok, molto, molto. Lo vedete? A parte sta merda. Dopo facciamo Don't Starve dopo questa. Guarda i filmati horror realizzati dalla community o crea i tuoi B-movie da condividere con gli altri sopravvissuti. Si sentono molto fighi quelli di... No, no, partita pubblica sto cazzo. Giocatore singolo. Ci facciamo un bel green run, ragazzi, che facciamo prima. Sopravvivenza, speriamo che non droppi FPS. Allora, vediamo un po'. Allora, potrò leggere i commenti molto meno spesso, come potete benissimo intuire dal fatto che è zombie. Stavo scendendo un pochettino gli spettatori. Secondo me COD non va a molte persone. Infatti facciamo una partita di zombie e poi riprendiamo con Don't Starve. O secondo me la gente è scappata per la musichetta. Vabbè, sti grandi. Pochi ma buoni. Buoni ma pochi. Aggiusta un po' la visual, cioè. Ah, non si vede bene. LOL, scusate. Du du dum dum dum. Oh, bella, Saputa si è connesso. Vediamo quanto dropperemo. 2683. Speriamo di non fare troppo calo di FPS. Ma sto già bruciando io sicuro, qua. 26834, ricordatevi questo numero, 26834. Sono gli FPS finora. È un casino giocare con la finestrella. Ok, però no, non sta droppando FPS. Stavo rischiando di morire così. Eccolo. Sì, vabbè, dove ho sparato? Oh, non sta droppando, raga. Ho giusto un po' la visuale, l'ho già fatto. Stavo leggendo i commenti se non l'avete capito. Frattanto che arrivano zombie. Facciamo una cosa, facciamo un po' di punticini riparando barriere che non sono ancora state rotte, quindi non possiamo riparare le barriere. Ok, primo turno completato. Ah, lì possiamo aprire subito la cassa. La gran cassa. Allora raga, si scommette per un bellissimo RPD? Dai, l'M81, not bad, not bad. Per ora continuiamo ad accoltellare un po'. Alla fine c'ha ragione Dredd. Alla fine che è meglio prendere l'MP5 piuttosto che altre cose. Perché alla fine la casa ti esce sempre merda. No, raga, vi devo far vedere una cosa. Guardate il movimento che fa l'M8A1, qua. Che schifezza di movimento. Sembra proprio... Non vi sa di movimento di cacca sciolta, qua. Bah. Cazzo di animazione che l'hanno messa qualcosa. Uno e due.
Wow, e ole, ole, ole. Ma io andrei a prendere anche un'altra arma perché fa veramente cagare l'M8A1. Soprattutto giocando a modalità finestra. La mia arma preferita è l'AMR qui. O l'RPD. Dai, il coltello balistico. Vabbè. Si accontentauso. Roventa perché non si amminchienta. Venite qua. Mica questi mi esplodono in faccia però. Ed esplode come un vulcano. Dai, dici che sei... Oh, per due. Muori tu e tutta la tua famiglia di merda. Zombie puttana. Allora, la mano storpia LOL. Gli hai staccato la mano. Qual è la mia arma preferita? Lo fa solo con l'M8A1 poi, Cioè, veramente una cagata assurda. Olè. Riapriamo la cassa. Finché non troviamo qualcosa di decente. Oh, bella, bella. Scambiamo l'M8A1 che mi fa schifo. Ah. Però lo teniamo il balistico finché c'è la possibilità. Allora, vediamo un po' di commenti. Che non si aggiornano, quindi non posso leggere un gran cazzo. Eccoti. Vieni qua. L'altro dove cazzo è? Ah, eccoti. Allora, vediamo un po'. Adesso, non so se coltella, se ancora coltella con il coltello balistico toglie il massimo. Come faccio a riattivare i commenti automatici? Non ho proprio idea, guarda. No, non sono mai stato ad Alghero, lo so. È strano, però no. Anche tu. Kaboom! Voglio vedere se questo coso one shot ancora coltellando. Secondo voi? Vediamo un po'. Non lo so, non l'ha colpita la prima. Dovremmo vedere, aspettando che esca questa qua. Il poeta, Saputo invitaci nel live. No raga, dovrei invitare 1000 persone se ne invito una, cioè quindi. Collateral. Dai che mancano pochi punti per il Juggernog. Chissà chi te l'ha consegnato questo nome, lol. Un saluto al nostro caro Simone. Tra l'altro, se non sbaglio, come nick lui ha anche Proxy. E anche un altro mio amico che si chiama Simone, come nick ha sempre Proxy. Devono essere innamorati di quella, la protagonista di Lost in Google. Oh. Ma one shot ancora sto coso? Bella, one shot ancora. Allora venite tutti qua, da zio Buddha. Ehi, che cazzo non stavi morendo? Oh, non muoiono tutti con un colpo di questo coso, Allora, io direi che ci conviene adesso prenderci il quick revive appena possibile. Cosa c'è là in mezzo? All'istante. Io andrei a prendere il quick, raga. Code o Minecraft, in che senso?
Ok, adesso andrei... Siccome abbiamo Juggernaut e Quick Revive, andrei a prendere un'altra cassa, perché tanto con... ormai il coltello balistico non fa più una sega. Dai, dai, fai uscire qualcosa di bello, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Bella! Cioè, oh mio Dio, cioè, è media questa, non è bellissima, però va bene. Sì, mi sto già facendo inculare. Raga, a questo round morirò. Ve lo dico perché mi sono uscite armi alle quali non sono abituato. Mi piace di più COD di Minecraft comunque. Anzi, sono due giochi diversi. Inutile chiedere, ti piace di più COD o Minecraft? Ok. Oh. Basta, basta. Adesso venite un po'. Ok. Carpentiera. Ok, con 2000 sapete cosa si può prendere? Io direi di prendere MP5, perché veramente, boh, non lo so, è meglio. Anzi, ora facciamo una cosa. Registriamo un attimo qua e poi prendiamo l'MP5. Vabbè, questo continua a one-shottarli, però teoricamente. No, dai, per ora teniamo ancora questa. Modifica la Python che è mostruosa. Ma raga, il problema è che non ha colpi. Mamma. Pieno carico. Ora muoio, guarda, eh. Lo sapevo, lo sapevo. Io muoio sempre in queste scale. Muoio quasi praticamente sempre solo in queste scale qua. Sempre. Adesso sono nella merda perché mi richiudono qui. Oh cazzo, levati, levati. Ecco, sono morto. Minchia raga, è un casino giocare in... come si chiama? In modalità finestra. Secondo quale logica se spari al braccio dello zombie muore? Non lo so. Per rendere il gioco un po' più difficile ogni volta che vai avanti. Se fosse difficile già da subito sarebbe una stronzata. I colpi si ricaricano se la modifichi. Sì, lo so, ma intendo che ha pochi colpi nel caricatore, non che ne aveva pochi in generale. Allora, vediamo un po' di commenti. Ma io direi di fare un'altra partita, però cambiamo mappa. Proviamo a fare Nuketown, raga, su Nuketown sono una pippa stratosferica. Proprio di quelle allucinanti. È scarso, quando sono in live faccio merda, quando sono da solo arrivo anche a una ventina di round, poi muoio però malamente. Sempre allo stesso punto, sempre! Infatti ve l'ho detto, adesso muoio qua, e sono morto. Non devo mai più passare per quelle scale, ogni volta ci vado, come una testa di cazzo. Invece Nuketown, veramente ve lo giuro, è difficilissima, cazzo. Non riesco assolutamente a fare un cazzo su Nuketown. No, laga troppo online. C'è un trucco su Transit, Io non so un cazzo. So solo che ogni tanto su città, solo su città riesco a resistere un po' di livelli. Tant'è che potete vedere nel video che ho fatto con Provola e Deadcalm, che praticamente l'unico che sta facendo qualcosa ero io, perché loro avevano sempre la pistolina. Poi Nuketown è una figata come ambientazione, però. Dai, basta che muovi. Allora, qua solitamente mi hanno detto dai un po' di colpi allo zombie e poi coltellali così ti fai il massimo di punti disponibili. Il problema è che poi finisco le munizioni per il turno dopo nel caso mi servissero.
Stupendo il FOV, lo so. È bellissimo giocare con il FOV, anche perché vedi molto di più. Se uno ha un PC che è abbastanza potente, il FOV è d'obbligo. Allora, la casa dove cazzo è? Lì. Quindi bisogna aprire due porte. Questa. Questa qua. E poi bisogna togliere le macerie, no, perché poi bisogna togliere questa porta. Questa qua. Ok, vediamo un po'. Dai, dai, venite. Oh, dove cazzo state andando? Sono qua. Vabbè, allora, un colpo. Sono più forti gli zombie di Nuketown, porca puttana. Qua, mi danno subito un colpo. Cioè, assurdo. Guarda, cioè. Allora, datemi un consiglio per Nuketown perché non ho la minima idea di come fare. Perché costa un casino di soldi aprire le porte. E quindi non riesco ad arrivare a aprire le casse. Poi oltre quello non riesco mai ad arrivare. Cioè se faccio molti soldi per aprire la porta, poi però arrivo al terzo round senza munizioni, che ormai le coltellate non servono più a niente. E quindi dico boh, che cazzo come cazzo faccio? Quindi raga, datemi dei consigli, leggo ora, facciamo un attimo di pausa dal gioco. Sì, mica servono un casino di soldi. Serve 1750 per arrivare alla cassa. Poi per la cassa 950. Quindi è un casino. Cioè mai che li faccio. Poi per la cassa 900. Ah, mi consigliate di prendere una di quelle armi che ci sono là all'inizio? Left 4 Dead, raga, no, perché lagga troppo. Cioè fa troppo calo di FPS. Comunque fra mezz'oretta devo stacco il live. Quindi raga, io direi adesso che vi dovete risorbire tutta la musichetta, prima di tutto. Seconda cosa, voglio provare a fare una cosa speciale. Una cosa speciale. Allora, un attimino. Vediamo un po', allora. Slender, raga, Slender non oggi, la prossima volta. Quanti giochi hai su Steam? Dovrei averne o 28 o 38, non mi ricordo. Comunque, faccio cambio gioco, quindi rimetto un attimo la musichetta, così provo a organizzare un attimo una cosetta. Vediamo se funziona. Speriamo.
Eccoci tornati. Allora, volevo provare a giocare un pochettino a... Aspettate, se riesco a farlo un po' più grandicello. A Crash Bandicoot. Ok, vediamo se non lagga, perché potrebbe laggare. Spero che vada bene. Beh, non si sente più. Ah, ok. Nuova partita, ovviamente, perché... Tun 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 tun. Vai avanti, non me ne frega niente. Turum. Ok, possiamo andare. È un po' forse lagga, perché Crash è un po' così. Faremo il primo. Il Crash, raga, potrebbe laggare un po'. Ditemi se lagga troppo, se lagga troppo. Comunque oggi non faccio Don't Starve, mi sa. Perché devo chiudere alle 7. Lo faremo la prossima volta. Tanto ne farò molti live, penso. Tu stai zitto, testa di DN. Bella così. Là, una pudda! Saputa! Vieni! Prendiamo tutti... Voglio cercare di prendere tutti i cubi. Pudda, quando è il prossimo Road to Diamond? Domani! No! Vabbè, ho sprecato sta cosa. Domani se non sbaglio. Cioè, domani se non sbaglio, nel senso decido io, però poi vediamo. Non ne sono sicuro al 100%. Trurutun. Raga, voi dovete vedere Subiocchi giocare a questo gioco. È qualcosa di spettacolare. Qualcosa... senti poco. Lagga. Che lagga lo so, raga. Lagga questo... Io non ho... L'ho fatto una prova con questo gioco. E laggava anche la prova. Non ho la più pallida idea del perché questo gioco laghi così tanto. Probabilmente perché lagga di suo. Quindi è proprio un merdaceus enormus. Dai, se... se lagga troppo in live... cioè in streaming lo faremo... lo faremo in live con il Piocco, magari anche in webcam, va. Che lagga veramente tanto, mi sa. Facciamo questo livello e poi cosa facciamo? Quanto raga, quanti ricordi vi lascia questo gioco? Ogni 3 secondi si blocca addirittura. Vabbè dai, finisco il livello ormai che ci sono. Strano però. A me non... Cioè io sto guardando anche la stream dall'altro PC, no? E a me non si blocca, anche se non sto passando per il mio stesso server, no? Sto passando proprio da un altro... Cioè sto proprio guardando la stream da un altro dispositivo, quindi non... Boh. Questo gioco, raga, che poi qua si poteva passare qua, nel bordo, proprio della serie bughiamo tutto. Già da quando eravamo piccoli stare sempre a cercare i glitch, mamma mia. Cittoni.
Tutti come Roberto, tutti dei gran cheater. Turum. Olè. No, 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 no. C'è il cristallo d'argento. Il cristallo del mio cuore, che tesoro c'è? C'ha il mincone Sailor Moon. Ok, mi sa che abbiamo preso tutti così. Code 4 lagga troppo, non è impossibile farlo. Già lagga Crash Bandicoot, immaginatevi Code 4. Ho preso anche l'altro. Roberta. Ok, dai, allora, dato che ogni 3 secondi si blocca, andiamo a salvare e facciamo Don't Starve. Bravo Crash, bravo, dai. Come nessuna memory card inserita? Ah sì, perché si salva da qua. Quick save qua. Va, lo salvo sul desktop. Salvataggio, lo chiamo salvataggio. Crash. Così. Vediamo se me lo fa caricare. Load. Ok, sì, me lo fa caricare. Dunque. The Walking Dead esce domani, raga. Non esagerate chiedendomi sempre le stesse cose. Allora. Iniziamo ad aprire il gioco. Eccolo qua, Don't Starve. Per la contentezza di tanta gente. Vediamo un po' quanti siamo arrivati. Come iscritti intendo, che mi avete detto che abbiamo superato i 6.000, vediamo un po'. Vabbè, 6.003, dai. Faccio una partitella così. Ok. Sandbox custom, facciamo sandbox normale. Let's go, baby! Io non ho mai seguito Don't Starve, quindi ora chiudo il download di Black Ops 2 e mi interesso qua. Bravo, si fa così. Allora, Don't Starve è un gioco spettacolare dove bisogna raccogliere le carote per terra, prima di tutto. Bisogna, come vedete, raccogliere le piccole cose che ci sono in terra, poi piano piano si va sempre. È un po' come Minecraft. Piano piano. Scusate lo sbadillo, ma sono tipo 3 giorni che non dormo. Dicevo. Tipo Minecraft un po' si va in giro a cercare cosa da mettere. Peccato, avrei voluto far vedere una partita a Call of Duty. Cioè, vedete, se avessimo anche soltanto, se potessimo anche solo sognare le connessioni dei Cristo degli americani, noi avrei almeno la possibilità di far vedere una partita online di Call of Duty, far vedere come gioco. Cioè, lo sapete già come gioco, però almeno in diretta c'è, capito? A me da bibi ne io, semmi ne du. Invece così è un gran cazzo proprio. Vedete il gran cazzo, quello. Tra l'altro oggi c'è l'Europa League. Vediamo, fate i pronostici. Quanto finisce Tottenham-Inter? Chiunque segue il calcio faccia un bel pronostico ora. Guardate, poi si può craftare. Craftiamo adesso. Sia un'ascia abbiamo craftato. E adesso andiamo. Possiamo abbattere gli alberi. Però prima voglio inculare questo. Prima prendiamo questi. Poi ci mettiamo qua. E inculiamo questo coniglio. Guarda. BAM! Spero che vi siate spaventati con questo mio urlo. Va bene, bene, ci sono un fottio di carote qua. Fura sallinna che azerbiri sempre.
0-2 per l'Inter, 3-1 per Inter, io sono Juventino, 3-1, finisce 2-1 per l'Inter, 2-1 per l'Inter, Tottenham Inter per me finisce 2, win Inter anche se tifo Milan. Allora dai Caruccio, che secondo i pareri non capisco una beata fava, lol. No, non si può raccogliere solo sta roba, si può raccogliere tutto in questo gioco, però bisogna avere gli strumenti necessari. Per avere gli strumenti necessari, piano piano si va avanti. Comunque vi ho visto abbastanza fiduciosi per quanto riguarda la prestazione dell'Inter. Allora, io spero che sia così, sia da interista sia da italiano, perché comunque siamo italiani e quindi teoricamente dovremmo tifare le squadre italiane. Però raga la vedo molto difficile. Allora il Tottenham è una squadra messa bene in campo, con un Cristiano Ronaldo gallese praticamente, dato che ha Christian Bale. Non Christian, Gareth Bale. Christian Bale è quello che ha fatto Batman. Comunque sì, è vero, in America 20 mega la danno ai barbonazzi, di quelli proprio che dormono nel legno. Poverini, però vabbè. Allora, sono le... Facciamo una decina di minuti di Don't Starve per ora e poi chiudiamo, dai, perché è durato già abbastanza. Abbiamo inciso morrendosi adesso sonno. Giusto per dirvelo in parole povere. Beh, ma ovvio che tifo il Cagliari, cazzo Zeus, o noi. Prima di tutto, però, si prende la legna qua. Don't Starve non sta laggando niente, vero? Là, Nobiocchi c'è. Lo so che non c'entra ma ti ho inviato un link con la texture. Grazie mille, altro che non c'entra, è stato gentilissimo. Veramente. Comunque ci tengo a dire che sono veramente contento di quest'anno che abbiamo passato tutti assieme, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, eccetera eccetera. Sono veramente contento. Io avevo... Adesso vi parlo un po' della mia storia di quest'anno, così tanto nel mentre che gioco a Don't Starve. Allora, io giocavo con i miei amici su PC e parlavo ogni tanto dicendo qualcosa tipo: bella ragazzi, qui è Saputa. Così imitando un po' Johnny Creek, che al tempo diceva bella ragazzi, non diceva ancora WhatsApp, eccetera. Imitando un po' la gente che si sentiva come se fossero i miei idoli. Cioè, perché erano i miei idoli. E li imitavo tra amici. Un giorno ho preso l'iPhone, ho preso una partita, ho registrato una partita, anzi, ho preso i programmi per registrare e abbiamo iniziato a registrare le partite tra me e i miei amici. A un certo punto ne ho registrato una del Piocco, col Piocco, in cui lui ha bestemmiato, ed è la prima bestemmia che io ho sentito dire al Piocco. Spettacolare. Mi sono divertito così tanto che ho pensato no, bisogna farli i video. E allora ho deciso di prendere, registrare qualche mia partita. Il primo free for all che avete visto fatto da me è la mia prima partita registrata. In live tra l'altro, perché non esisteva il cinema su MV2. E il mio primo video, ve lo ricordate, era su MV2. Per chi l'ha visto, se non l'avete visto andate a vederlo perché fa cagare. Bisogna vederlo, proprio bisogna commemorare lo scempio. E allora ho deciso così di fare video. Ho fatto 3 video. Ne ho fatto uno free for all, un altro free for all e poi ho deciso di provare a presentare un video per Me la godo, che era il terzo free for all che vedete sul mio canale, quello fatto con Smoker. Però non l'hanno accettato, era troppo lungo e qualità troppo bassa. E allora cosa ho fatto? Ho provato a presentare un altro video su Me la godo. E l'hanno accettato, ma mi hanno detto di rifarlo perché la qualità era troppo bassa. Pensando mi sono San Minca, come si suol dire. E non ho più fatto video
per me la godo, cioè non ho più fatto video per un mese. In circa un mese poi ho fatto... perché dovrei perdere iscritti? Per circa un mese ho fatto... cioè mi sono venute delle idee e avevo deciso di fare... Ah, il piocco è uscito là. Cuciniamo un po' di roba da mangiare. E avevo deciso di fare la poesia. Quindi la mia poesia risale a molto, molto, molto prima rispetto a quando è uscita. La poesia che ho fatto io su Call of Duty e la guerra risale a... no, dove cazzo stai andando? Risale addirittura ad aprile dell'anno scorso. Quindi praticamente è un anno... E poi... E poi basta, diciamo che è andata bene. Hai detto di andare a vedere il primo video che fa schifo? No, ma andare a vedere il primo video non per perdere iscritti, che è uno perde iscritti per il primo video. Uno si è iscritto anche per vedere quelli di adesso. Il primo video è, ovviamente, essendo il primo video, non era niente di che. Cioè, o meglio, però io mi sono impegnato, mi ero divertito ed è quello che comunque ho cercato di mantenere sempre durante tutto l'arco della mia carriera ancora breve su YouTube, perché io ho intenzione di continuare a lungo. Anche se a volte mi vedete che mi incazzo, voglio chiudere il canale eccetera. E vi assicuro che comunque se dovesse succedere quello per cui ogni volta lo minaccio tra virgolette lo chiuderò veramente. Ma comunque è un altro discorso. Allora, che ore sono? Facciamo un altro po'. Mi piacerebbe essere un po' più seguito nelle streaming in generale. Però ovviamente i miei iscritti, non essendo abituati al fatto che io faccio stream, non le seguono troppo. Nel senso che magari non vedono che la sto facendo, eccetera eccetera. Dai, non dirmi che ho trovato già i bisonti, i bufali, a me dava bibine Yusem in Edo. Sto continuando a raccogliere ste merdacce qua. Andiamo a vedere se sono i bufali. Dai, per favore, dimmi di sì. No. C'è il coniglio. C'è la pietra, magari troviamo un po' di... Magari troviamo un po' d'oro qua dentro. Manco per un cazzo proprio. Ah, ho già finito il coso, possiamo fare una borsa però. Ancora sei live, sì. Pagos ma bonus. Beh raga, ma siamo pochi, ve l'ho detto perché. Non tanto per il fatto che magari non piacciono cose del genere, perché non penso che non piaccia un live di una persona. Cioè, se siete iscritti evidentemente vi piacciono i miei video. Se vi piacciono i miei video evidentemente, cioè sicuramente vi piace il live. Il live è sempre una cosa che interessa. Piano piano aumenteranno le, le visualizzazioni anche nel live. Non abbiamo fretta. Oh no. Ah, raga. Allora, adesso vi propongo una cosa. Come fine della streaming, volete che metto il video della poesia come sottofondo? Proprio per come omaggio a quest'anno. E che quella poesia è stata l'emblema praticamente della mia carriera su YouTube. O di nuovo la canzoncina Caramel Dancing. Scegliete voi. Scrivete un po' di commenti, dopo un po' di commenti decido. Cioè decido... Trarrò responso. Mica, quanto cazzo è ricca questa zona? Uttana Eva. Oh, ci sono poi i ranni. Sto aspettando i commenti, che mi dite se volete... Tutti la poesia vogliono. Aspettando i commenti, che mi... Ok, allora mettiamo la poesia dopo. Questo è Shashauso, vediamo se ci riusciamo. Vai, no. Però c'è il piocco. Non ce la farò mai ad attaccarlo.
Allora, avete deciso per la poesia. Minchia, tutti, Cristo Re. E allora mettiamo la poesia. Appena si fanno le 7, metteremo la poesia. Puta, ma ti li fai i bug in glitch in the world? Non ho capito nulla. Poi spiegami cosa intendi, signor Fabio Alatra. Allora, allora. Poesia, poesia, tutti che preferiscono la poesia. Bella così. Allora mettiamo la poesia. Appena si fanno le 7. Dato che siamo tutti un po' stanchini, non è semplice streamare per così tanto tempo. Papà che stai morendo, grazie. Fa pausa subito, subito. Mica la carota dà un fottio di roba da mangiare, porco due. Allora, io poi direi di andare verso qua, poi dopo. Allora, questa serie avrò intenzione di continuarla in streaming, quindi potrebbe essere che ogni volta che avrò voglia di registrare Don't Starve, prendo, apro, faccio la streaming e resta il video poi salvato. Quindi chi la vuole seguire se la cerca, che tanto c'è lo streaming. Lo farò più o meno tutti i giorni, cioè tutti i giorni in cui lo farò di pomeriggio, magari. Il lama. Mi chiedete sempre cosa ne penso di lama. A me piacerebbe fare un video con lui perché siamo sardi e io ci tengo molto a questo. Se ci pensate adesso, escludendo me, scusate ma stavo leggendo un commento allucinante, nel senso che tu quando giochi a COD fai bug in the glitch in the world quando uccidi i cicognani. Ascolta, ma voi te non ci gravasa Sukunnu. Dove che ti spiego cosa vuol dire? Avvisa su... Ovvio che avviso su Facebook quando faccio il live, ma... Poi magari se avrò modo potrò anche pianificare un giorno preciso per quando li farò sempre. Come fa Duke. Poi uno di questi giorni potrei chiedere a Duke se gli va di fare un live assieme. E cose del genere. Allora, sono le 7. Quindi devo stoppare. Stoppiamo facendo un bel fuocherello per la notte. Lo facciamo qua appena diventa notte. Cioè esattamente a io adesso. Ok. Stoppiamo. Ehm, dovrei cercare il video. Cioè nulla Fabio l'altro. Sapo, mi spieghi come cazzo si fa a mettere il link nel BG Partner? Allora, c'è una... un casino. Dove metti la partner, lo sfondo? A fianco c'è uno spazio dove puoi mettere del testo. Ecco, là si deve fare un collegamento ipertestuale ad ogni... ad ogni link, cioè bisogna fare dei collegamenti con il link mappando la figura. È un po' un casino. È un po' un casino. Allora, adesso facciamo una bella cosa. Adesso non vedrete più niente. Olè! Si sta ramminchendo sta cosa.
Allora. Allora, grande richiesta, avete chiesto la poesia e adesso ve la faccio risentire. Ok, leggo gli ultimi commentini, giusto per... Allora, eh, niente, nulla di particolare, ora gli spettatori sono un po' calati, è normale, sono le 7, molte persone a quest'ora vanno a cena oppure poche persone stanno a casa. Ragazzi, io a questo punto chiudo la comunicazione con voi. Ehm, praticamente volevo dirvi che continuerò a fare ancora i live perché mi piace molto. Spero con una qualità sempre migliore. Anche se comunque dai, la qualità non è stata malissimo stasera. Oggi pomeriggio faceva cagare un po' meglio. Parlo sempre, in realtà Mortazza 96 potrei parlare anche di più, però sapete all'inizio... No, non ho mai giocato Dai Rise, Fabio Latra. All'inizio le prime volte è un po' più difficile piuttosto che in un video. Ale The King 97 sei appena arrivato, mi dispiace, stiamo chiudendo. Però adesso vedrai l'ultima poesia, poi nel canale rimarrà il video ancora dello stream, quindi potrete rivedervela quando volete, quanto volete, vedere quanto cazzo abbiamo laggato. Allora ragazzi, ancora una volta ci tengo a ringraziarvi per tutto quello che mi avete permesso. Senza di voi non avrei mai raggiunto nessun tipo di risultato su YouTube. Senza di voi non sarei mai arrivato a 6.000 iscritti raggiunti oggi. Senza di voi non avrei mai stretto partner con Jimba, con Halifax, con Cooler Master. Senza di voi non avrei comprato il computer nuovo e starei ancora giocando col mio vecchio portatile. Probabilmente starei giocando a solitario perché non avrei avuto motivo di comprare un computer nuovo. Cioè, motivo lampante perché non... questo mi serve. Dunque ragazzi, buona cena a tutti quanti per chi andrà a cena, buona partita per chi guarderà la partita. Poi dopo tutto se ci gravate in su con nude varie vari. Vi lascio la poesia. La guerra non è un gioco. La guerra non è un divertimento, ma disperazione. La guerra non dura 10 minuti o una trentina di punti. La guerra è eterna, custodita purtroppo nei malvagi cuori degli uomini. La guerra non è una vita in normale o veterano. La guerra non è vita, ma ha paura di conoscere la morte una volta superato un muro o scavalcato un muretto. La guerra non è fatta di camper o di nabbi, ma di un occhio appoggiato su un balistico che spera di non vedere mai tra la croce del mirino qualcuno da sparare. La guerra non è una serie di uccisioni con seguenti ricompense, ma la voglia di tornare indietro e terminare la partita per riabbracciare i propri cari. Ancor meno la guerra è una serie di morti o uno spawn casuale con alle spalle un nemico. La guerra ci porta via e non si torna con martirio o mano del morto. E noi non facciamo la guerra, noi giochiamo. Viviamo in armonia, fratelli. Non spariamoci insulti nei commenti, ma abbracciamoci con dei bei mi piace, grazie al nostro divertimento. Non rendiamo il gioco una guerra, non il nostro. Call of Duty non è una guerra, ma è la nostra partita di pallone.